musical di Claudio Mattone ed Enrico Vaime, C'era una volta Scugnizzi. La regia è dello stesso Mattone, le scene di Bruno Garofalo, i costumi di Silvio Polidori, i movimenti coreografici sono di Gino Landi. 600 repliche, 600.000 spettatori, è lo spettacolo dei record. Vorrei dirvi che ha vinto anche tanti premi, come il premio Eti come miglior musical dell'anno, il David di Donatello alle musiche e alla canzone originale. Allora godiamocelo questa mattina qui in famiglia. La compagna dica sulla te casina amica e ti porto per quartiere, do solo tutta vera, ma se vera tutto resta e sarà per ne finestra e capisci com'è bella la città e la cenella. Com'è bella, com'è bella la città e la cenella. Com'è bella la città e la cenella. Mi dispiace solamente che all'orgoglio che sta gente si mortifica ogni giorno per una mano che fa niente. Che non tena una coscienza e non tena una rispetto, come fanno la figlia suona quando è la sera rindolietta. Rindolietta, rindolietta, quando è la sera rindolietta. Rindolietta, rindolietta, quando è la sera rindolietta. Ah, ma ti porta a Margellina, sembra che non tiene fretta. Verso 5 la mattina, quando il traffico permette, che è permesso tutte cose, no perché ti non dritta, ma perché si è sempre fatto e soltanto battispietta. Battispietta, battispietta, è soltanto battispietta. Battispietta, battispietta, è soltanto battispietta. Ma dispiace solamente che all'orgoglio che sta gente si mortifica ogni giorno e noi ci mettiamo sguardo. Ma nessuno può fare niente, ci zucchiamo caramella, come dolce e come bella la città e la cenella. Come dolce, come bella la città e la cenella. Come dolce, come bella la città e la cenella. Na 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 na. Io che sono musicante e mi sento fortunato, quando sono e canto che sta bella serenata, e perché sono innamorato, perché forse ci sono nata, ma vedete com'è bella la città e la cenella. 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 Com'è bella la Impasti, suoni, colori, emozioni, Scugnizzi, firmato Claudio Mattone al Sistina di Roma fino al 3 aprile. Eccoci qua. Eccoci qua. Allora, è una storia tra bene e male. Eh sì, praticamente è la storia di due ragazzi che si conoscono a Nisida al riformatorio, eccetera, 20 anni fa, poi si ritrovano dopo 20 anni e uno ha deciso di fare il prete di strada, di aiutare l'altro il camorrista. In mezzo a loro un gruppo di ragazzi che il prete vuole salvare e il camorrista vuole invece usare. L'eterna lotta tra il bene e il male, c'è il lieto fine, si spera.
Sì, sì, diciamo che sembra che vinca il male alla fine perché il prete viene ucciso, però questo, diciamo, questo evento riscatta, mette nei ragazzi la voglia di riscatto. Diciamo che è un bene che ha un sapore amaro, come sì, poi è sempre diciamo nella vita. Allora, 2 nomi di protagonisti, tanto per dare anche una dimensione a questi ragazzi giovani, volenterosi. Guarda, io devo dire che mi piace considerare l'opera corale, però è chiaro che ci sono dei ruoli centrali, per esempio il bene e il male sono Andrea Sannino, che è il prete di strada, il bene, e Orus Raffaele Capasco, che è Pierluigi Iorio, e che fa questa parte per un attore molto divertente, perché il male è sempre divertente da fare, però poi sulla scena però. E poi dopo chiaramente però insomma è un bravissimo ragazzo. E allora, grazie per essere stati qui con noi, ragazzi, in bocca al lupo, perché il teatro è impegno. Stiamo fino al 3 aprile al Sistina a Roma. C'è anche un pizzico di Enrico Vaime, credo. Come no, nella prosa abbiamo lavorato con Enrico. Quindi voglio dire, è un Sistina, Mattone, ma che volete di più? Scugnizzi, fatevi un regalo, arrivate al Sistina fino al 3 aprile. Una piccola cosa, devo citare 3 persone della compagnia che mancano, 2 minorenni che non sono potute venire, giustamente, e poi il commissario, che è un bravissimo attore. Claudio Mattone, una garanzia, buona parte della musica italiana è firmata da Claudio Mattone. Grazie, qui a Mattina in Famiglia, Scugnizzi. Va bene, va bene.